stiamo aprendo un percorso nuovo. Entriamo in una stanza buia dove si accende la luce, l'ho già detto. Ricordatevi che non esiste un libretto uso e manutenzioni per le trattative. Stiamo giorno dopo giorno creando un percorso che non è noto a nessuno. Una strada mai battuta prima e che proprio per questo potrebbe essere storica. Autonomia, il viaggio a tappe ormai è iniziato, il nuovo passo lo illustra il governatore del Veneto Luca Zaia in audizione alla Commissione bicamerale per il federalismo a Roma. Il DDL è pronto per essere sottoposto al Consiglio regionale. La legge sarà adottata la prossima settimana, una legge che ha già avuto il vaglio degli stakeholders, quindi delle diverse realtà venete, è una legge che oggi si compone di 54 articoli e quindi la prossima settimana verrà votata. Si apre una stagione nuova di devoluzione, dice Zaia in commissione, e cita Einaudi. Ha detto che a ogni territorio sarebbe stata data la giusta autonomia e questo noi vogliamo fare. Andiamo al tavolo, ci andiamo con il sorriso in bocca, senza cercare la rissa, guardate, noi non cerchiamo la rissa ma cerchiamo di portare a casa, soprattutto visti i risultati del referendum, con le 23 materie, le 20 più le 3 a legislazione esclusiva. Il nostro progetto è diverso dalla Catalogna, se avessimo voluto la sussidiarietà, allora in quel caso avremmo chiesto la secessione, ma non è così, ribadisce e continua. Spero vivamente che tutte le forze politiche diano il mandato a trattare perché io qui non rappresento un partito, ma i veneti. È difficile pensare che il sottoscritto, nel momento in cui va al tavolo delle trattative, ci vada a rappresentare una parte politica. Io non conosco un partito, non solo in Veneto ma anche in Italia, che valga il 57%.